quindi hanno introdotto l'argomento della predica, no? E il senso di questa scenetta è che la bambina all'inizio diceva che i bambini erano un disastro per la sua vita, poi finalmente attraverso la testimonianza di Gesù la sua vita è cambiata, no? E ancora oggi chi diciamo così, dà un significato alla nascita di Gesù ha una vita che non può rimanere tale quale, no? Un cambiamento ci deve essere veramente nel proprio cuore, nella propria mente, e questo è il senso veramente del Natale. Quindi mentre i bambini escono, mentre i bambini si risistemano, io vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, Vangelo di Luca, al capitolo 1, noi leggeremo i versetti da 26 a 38. E dice così la parola di Dio. Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei disse: Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Benedetta sei tu fra le donne. Ella, vedutolo, fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tuo parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, e l'angelo partì da lei. Io penso che noi come cristiani evangelici dobbiamo rivalutare la figura di Maria. Maria è una donna di fede. Maria è una donna che ha fatto dei passi di fede straordinari. Questo non vuol dire che noi dobbiamo adorare Maria, ma dobbiamo imitare il suo esempio di fede. Questo sono certo al 100%, perché la Bibbia non ci avrebbe lasciato altrimenti questo testo biblico, ok? Quindi preghiamo che il Signore possa parlarci stamattina, perché dalla parola di Dio noi prendiamo degli esempi che possono trasformare la nostra vita. E io non dubito, fratelli, che questa donna, e noi vedremo che più che una donna era una ragazzina, ok? Ha fatto dei passi che hanno cambiato la sua vita. E per quello che dicevo prima, chi conosce il Signore non può rimanere uguale a prima, qualcosa deve succedere, ok? Nella tua anima e nella tua mente. Quindi preghiamo che Dio possa parlarci nel messaggio di stamattina. Signore, vogliamo offrirti, vogliamo darti questo tempo, Signore, nella tua presenza, affinché tu possa parlare al tuo popolo, Signore. Chi è qua stamattina come un figlio tuo già da tempo, che tu possa fare
una restaurazione della fede, Signore, completa, e chi ancora non ti conosce di persona, Signore, che tu possa toccare nel cuore, Signore, e fare in modo che questa fede sia una porta aperta all'opera dello Spirito Santo. Signore, grazie di essere in mezzo a noi, grazie dei canti che abbiamo sentito, della rappresentazione che abbiamo visto, dell'impegno dei fratelli che hanno messo per dare il meglio di se stessi per la tua opera, e adesso, Signore, che tu possa parlarci. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Passando così superficialmente sopra questo testo biblico, che noi in qualche modo conosciamo molto bene, potremmo dire che è un evento come tanti altri. Ma io vorrei scendere nei particolari di questo evento. Allora, provate a immaginare, quando noi verremo a abitare qua a Treviso, per esempio, si sentono parlare, no, i grandi paesi, Conegliano, che ne so, poi un altro paese grande che c'è qua, Oderzo, no? Noi andremo a abitare in un paesino che si chiama Candelù. Poche persone, no? Un paesino quasi sconosciuto della provincia di Treviso. Qualche trevigiano mi ha detto, ma dov'è Candelù? Ma provate a immaginare la Candelù dei tempi di Gesù, no? Nazareth, una cittadina piccolissima in riva al Mar di Galilea, e una giovane, probabilmente da quello che capiamo noi dai termini, da quello che usa la parola di Dio, la Vergine, la giovane, è una ragazzina che va dai 14 ai 16 anni, praticamente un adolescente. Voi sapete che gli ebrei avevano questa mentalità, no? Che la fase adulta della persona cominciava da 12 anni in poi. Se vi ricordate, Gesù era nel Tempio a 12 anni a parlare con i dottori della legge, perché nella testa di un ebreo dai 12 anni in poi una persona era già adulta. Quindi fino ai 12 potevano combinare di cotte e di crude, ma dai 12 in poi potevano, ti do il resto che non ti ho dato fino ai 12 anni, ok? Quindi questa ragazzina che potrebbe avere l'età di mia figlia, io ho una figlia di 15 anni, probabilmente Maria aveva dai 14 ai 16 anni lì in mezzo, era lì tranquilla una sera come tutte le altre, no? Che stava quasi addormentandosi, e praticamente cosa è successo? È arrivato un angelo da parte di Dio, un messaggero da parte di Dio, dicendo: guarda che da domani tu rimarrai incinta per opera dello Spirito Santo. Allora, fratelli, io vorrei che ci mettessimo un attimo nella testa di Maria, no? Un adolescente che in quel momento si stava rendendo conto che, uno, la sua vita sarebbe cambiata in modo radicale, due, la sua famiglia, la storia della sua famiglia sarebbe cambiata in modo radicale, che tre, rischiava grosso, perché voi sapete che negli ebrei una ragazzina che rimaneva incinta nell'era della promessa, cioè del fidanzamento, poteva essere passibile di lapidazione, poteva essere lapidata, potevano scrivere, il marito poteva scrivere il libello del ripudio, che è un documento che praticamente la bollava come una prostituta, e quindi lei sarebbe stata marchiata per tutta la vita da questa cosa. E io mi immagino la vita di Giuseppe, no? Quando ha ricevuto la notizia: guarda, futuro marito mio, io sono rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. Ma voi vi rendete conto? La prima cosa che io penso che lui abbia pensato è: ma proprio a te doveva capitare. Ma è così, fratelli, è una storia che noi ci dobbiamo immaginare nella mente delle persone di quell'epoca. Quell'evento ha sconvolto la vita di quelle persone. E poteva diventare un fallimento il piano di Dio, ma in realtà il piano di Dio è diventato una conquista e soprattutto un successo, perché quando Dio comincia a pensare ad un piano per la mia vita e per la tua vita, se tu ti sottometti al piano di Dio, il piano di Dio diventa un successo.
Maria avrebbe potuto dire: è troppo grossa per me questa cosa, Gesù, io non voglio questa cosa, cambia troppo la mia vita, io non ho più i punti di riferimento di prima, ho un marito che sto per sposare, ho una famiglia a cui affidarmi, ma tu mi stai chiedendo di cambiare, di sconvolgere non solo la mia vita, ma la vita di tutti gli esseri umani. E in una cittadina, fratelli, che non aveva neanche quasi significato. Nazareth era considerata, vi ricordate quando Gesù predicava nel Tempio, i farisei hanno detto: può venire un profeta da Nazareth. Perciò nella mente di un ebreo Nazareth era un puntino sulla cartina geografica, una città da nulla. E questa ragazza ha sottomesso se stessa, la sua famiglia, la sua vita ad un piano. Come lei è riuscita a sopportare un piano di Dio così sconvolgente per se stessa? Attraverso la sua fede. E adesso mi ricordo che mi sono dimenticato una cosa, di accendere la quarta candela. Suelle, me lo puoi fare tu questa cortesia, che è la candela della fede. Ok? Ragazzi, nelle famiglie migliori succedono. Con me ne vedrete spesso di queste cose. Va bene. Attraverso la sua fede. Ok? Allora, come fu la fede di Maria? Accendiamo la candela della fede. Chi è che si ricorda quali sono le altre 3 candele? La fede del... No. Amore. La fede del servizio. La fede della grazia. E stamattina la candela della fede. Ok. La fede di Maria. La sua fede fu una fede sottomessa. Allora, quando Maria ha ricevuto questa notizia, la sua fede si è sottomessa al piano di Dio. Ok? Ti voglio chiedere una cosa. Secondo te, il Dio di Maria è il Dio che agisce oggi nelle nostre vite? Sì o no? Sì. Tu pensi che Dio abbia un piano al suo livello per la tua vita? Sì o no? Ok. Allora io mi chiedo, fratelli, perché tante volte le nostre chiese rimangono semivuote? Perché se Dio ha un piano stratosferico per ciascuno di noi, io mi chiedo perché tante volte lo Spirito Santo deve scegliere il piano B, perché noi non rispondiamo alla fede che il Signore ha chiesto a ciascuno di noi di sottomettergli. Maria ha avuto una fede sottomessa a Dio. Allora, la cosa che Maria non capiva nella sua vita è: Signore, come tu farai a compiere questo piano nella mia vita? Ma non è così. Tutti i grandi uomini di fede hanno avuto dei, tra virgolette, dubbi, no? Provate a immaginare, arriva un Dio qualsiasi da Abramo e Abramo gli dice: ascoltami, fra poco tu avrai un figlio e questo figlio sarà il discendente, il primogenito che tu avrai, e da lui dipenderanno tutte le nazioni della terra. Allora lui aveva 75 anni quando Dio l'ha chiamato, ok? Io so che a 75 anni si cominciano ad avere dei problemi andrologici, stai capendo il termine? La moglie, c'era un altro problema, era sterile, no? E Abramo ha cominciato a dire al Signore: Signore, come avverrà questo? Perché guarda, io sinceramente non sono più un giovanotto arzillo che salta i fossi alla lunga, ok? Mia moglie è sterile, cioè non c'è modo di avere figli. Ma non preoccuparti, Abramo, che avverrà. È avvenuto sì o no? È avvenuto. E a Noè? Vi potete immaginare, Noè, neanche una goccia di pioggia era caduta fino a quel momento lì. Noè, prepara la barca perché fra 100 anni io ti mando il diluvio. Diluvio, cos'è l'acqua? Cos'è la pioggia? Non so neanche che cosa sia. Prepara la barca. E Noè cosa ha fatto? Ha preparato sì o no? Ha preparato. E io mi immagino Giosuè girare attorno alle mura di Gerusalemme, di Gerico, no? Mura spesse, dice la parola di Dio, 5 metri. Ma il Signore gli ha detto: Giosuè, comincia a girare attorno alle mura di Gerico, perché se tu, dopo 7 giorni tu farai questo, tu urli e le mura cadono. Signore, ma dammi delle catapulte, dammi degli arieti per sfondare. Tu urlerai e le mura cadranno. E lui cosa ha fatto?
Lui ha fatto e le mura sono crollate, sì o no? Carissimi miei, cosa vi voglio dire con tutto questo? Come Maria, come tutti i grandi uomini di fede, avevano il diritto di chiedere spiegazione a Dio. Avevano il diritto di dire, Signore, come tu farai questo, ma non dubitando, sapendo che Dio può fare quello che Lui dice di fare. Le mura possono crollare ancora oggi, cari miei. Noi possiamo attraversare il deserto e aprire il Mar Rosso perché il Signore ci ha detto che possiamo farlo. E Maria ha detto, Signore, se tu dici che io posso farlo, io lo farò. E Dio è qua oggi per dirti, ho un grande piano per la tua vita, io voglio che tu mi segui e Signore, io voglio che tu mi indichi che strada farò per compiere questo piano. Ti voglio dire un segreto. Quando io e mia moglie abbiamo cominciato a pregare per venire qua a Treviso, per dirti che cos'è fede, ok? Perché è bello raccontare delle vittorie, no? Ma le sconfitte è un po' più difficile, gli errori è un pochino più difficile, ma se questo serve per farti crescere, il Signore mi ha chiesto di dirti questa cosa che io e mia moglie abbiamo sbagliato. Abbiamo cominciato a pregare davanti al Signore. Signore, noi dobbiamo cambiare di città, abbiamo 2 figli adolescenti, dobbiamo vendere la nostra casa, dobbiamo comprare casa là. Insomma, c'è tutta una serie di situazioni là e ho 50 anni che io abito là, ok? Non è una cosa da poco. 50 anni che io conosco la mia città, 50 anni che conosco la mia gente, la mia chiesa. E abbiamo cominciato a pregare, Signore, fai che questo che noi stiamo decidendo possa avere la possibilità di essere fatto. E passa una settimana, passa 2, passa 3, passa 4, passa un mese, passa 2, passa 3, passa 4 e c'era qualcosa che dentro di noi non funzionava, e qualcosa che lo Spirito ci diceva, non è così che io vi ho detto. Non è così che io vi ho detto di agire. Allora sapete, il Signore, un giorno eravamo qua girando per le vie di Treviso, io e mia moglie, e il Signore ci ha parlato, io ho detto, Isa, secondo me il Signore ci sta dicendo prima di fare la scelta e dopo aspettare che Lui ci invii le possibilità di farlo. Io la guardo e lei mi ha detto, anch'io sento la stessa cosa. Quindi noi non avevamo ancora venduto casa, non avevamo ancora trovato la casa qua, non sapevamo qual era la proposta di Treviso, non sapevamo qual era la proposta di Mantova, ma eravamo sicuri che il Signore ci stava dicendo attraverso questo Mar Rosso. Prima, fratelli, va la fede che traina la tua vita e dopo viene la possibilità. Mosè ha detto al Signore, Signore, ho dietro il faraone che mi insegue, a destra roccia, a sinistra roccia, davanti il mare chiuso, cosa faccio? Metti il tuo bastone. Fratello, metti il tuo bastone nell'acqua e le acque si dividono. Se il Signore ti ha comunicato che ha un grande piano per la tua vita, tu non devi fare altro che mettere il tuo bastone, le acque si aprono e tu passerai all'asciutto. Ma tu bisogna che tu faccia come Maria, Signore, io non so come tu farai, spiegami come tu farai. E lui gli ha spiegato, guarda, lo Spirito Santo verrà su di te. E fratelli, ti voglio chiedere una cosa, c'è chi nell'universo ha più potenza dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo fa quello che vuole, ma lui vuole trovare un canale libero nel nostro cuore per poter agire. È così che lo Spirito Santo fa. Quando noi ci sottomettiamo, una fede sottomessa come Maria ha avuto in quella sera in cui la sua vita è cambiata, ha detto, Signore, io non so come tu farai, ma io so che tu lo farai attraverso di me. Io metto a disposizione tutto quello che io sono perché la tua opera sia fatta nella mia vita. Se tu vai qualche versetto prima, c'è la storia di Zaccaria, no? Il cugino. È interessante che lui era un sacerdote che amministrava nel Tempio, no? E lui ha fatto la stessa domanda al Signore. Signore, come tu farai questa cosa? Perché io sono vecchio, mia moglie è sterile, ma lo spirito di Zaccaria era completamente diverso da Maria, perché Maria l'ha fatto con un senso di stupore. Signore, è grande il piano, ma io so che tu lo farai. Zaccaria ha dubitato. E sai cosa Dio ha fatto attraverso l'angelo? Gli ha chiuso la bocca, era stato muto per alcuni mesi, fino a quando non è nato Giuseppe. E sai cosa imparo io qua? Che quando, fratelli, io non ho fede, io non riesco più a testimoniare del mio Dio. La mia bocca rimane chiusa. Non riesco a dire cos'è Gesù, non riesco a dire chi è Gesù per me, non riesco a dire chi è Gesù, cosa ha fatto nella mia vita, perché non ho fede. E fratelli,
mi dà una grande consolazione la parola di Dio, perché tra i 12 apostoli c'era anche un incredulo, che era Tommaso. Questo significa che anche se tu sei incredulo oggi, non vuol dire che il Signore non possa trasformare la tua vita oggi. E il Signore ha detto a Tommaso, metti qua il tuo ditino, metti il tuo ditino nelle mie ferite e vedi se io non sono quel Signore che è morto e risorto per te. Ora tu vuoi far risorgere la tua fede questa mattina? Metti le tue dita nelle ferite di Gesù. Lascia che Lui ti faccia toccare la verità della sua potenza. Maria ha permesso che il Signore lavorasse nella sua vita. Lei ha avuto una fede sottomessa. La sua fede fu umile e coraggiosa. Umile e coraggiosa. C'è stata una nuotatrice nel 1952 che ha fatto una traversata, no? Almeno ha tentato di fare una traversata, era un'americana, si chiamava Florence Chadwick, forse nessuno conosce, tra l'isola di Catalina e la costa della California, erano 15 ore di nuoto, ok? Era un'impresa, mai nessuna donna aveva tentato. Questa ragazza era una nuotatrice esperta, professionista, ha cominciato a nuotare, però le acque dell'oceano sono molto fredde, ok? E quindi a un certo punto, dopo 14 ore di nuoto, questa ragazza ha implorato chi la seguiva in barca di riprenderla in barca perché non ce la faceva più, no? E sua madre, che era lì sulla barca, l'ha spronata, ma a un certo punto la ragazza si è proprio fermata nell'acqua, l'hanno dovuta tirare su. E c'è stata una cosa molto interessante che è successa. Qualche metro dopo la nebbia si è diradata e mancavano poche bracciate perché lei arrivasse alla costa. La sua impresa è fallita a pochi metri dal successo. Io vedo, fratelli, tante volte che noi falliamo a 1 metro dal successo che Dio ha destinato per ciascuno di noi, perché non ci crediamo più. Provate a immaginare questa ragazza, Maria, una ragazza, un'adolescente, dai 14 ai 16 anni probabilmente, incinta. Al 6° mese Dio gli ha detto parti per andare a salutare tua cugina che è incinta di un altro miracolo. E lei ha preso la sua panciona, è partita su un asino ed è andata a trovare sua cugina, poi ha partorito Gesù in una mangiatoia, ok? In una mangiatoia, fratelli. Doveva nascere il re dei re, non c'era un albergo, una stanza dove il re dei re poteva nascere. Ma Maria aveva fede in quello che aveva detto. Provate a pensare un attimo. Non avrebbe potuto dire, ma Signore, ma se sta nascendo il re dei re, cioè non c'è una stanzina, non c'è una sala, un palazzo profumato dove lui... No. Lei ha sottomesso se stessa a tutto questo piano meraviglioso e ha detto io parto e vado. Sapete, c'è una cosa interessante che io capisco da questo testo biblico, che a volte Dio deve fare non solo un cambiamento di mentalità per farci sperimentare la fede, ma anche un cambiamento geografico, ok? Perché la nostra mente tante volte non è abituata alla fede, ok? Vi ricordate quando Abramo era là nella tenda e il Signore gli ha detto tu sarai padre di una moltitudine, ok? Ma Signore, ma se io sono... Ok, esci fuori dalla tenda. Lui è dovuto uscire fuori dalla tenda per vedere quello e guarda le stelle del cielo. Vedi quante stelle ci sono? La tua discendenza sarà come le stelle del cielo. Per me, per mia moglie, per la mia famiglia, se tu vuoi sapere cos'è fede, Pastore Sandro, esci dalla tua città e vai in un'altra città che non conosci. Vi voglio raccontare questo. Ho cominciato il mio ministero, il mio sogno chiaramente come pastore era predicare, ok? Perché tutti i pastori il desiderio è proprio comunicare la parola di Dio. Allora il Signore ha cominciato a dirmi, vuoi predicare? Allora prima lavora con i bambini. Ho detto, Signore, per favore, il ministero dei bambini io proprio non ce la faccio, non è possibile. Guarda, per favore, i bambini no, ok? Per me sono i bambini no. Fratelli, il Signore mi ha messo nel ministero dei bambini, ti posso assicurare, abbiamo lavorato con i pupazzi per più di 5 anni a Mantova, sono stati gli anni più belli del mio ministero.
più belli in assoluto. Ci siamo divertiti, abbiamo riso, scherzato, abbiamo faticato, comunicato la parola di Dio in asili che non sapevano neanche cosa significava parola di Dio, ci hanno aperto le porte, io ho sentito lo Spirito Santo che era con noi. Abbiamo lasciato il ministero, quello dei bambini, e il Signore dopo mi ha detto: adesso tu comincerai a lavorare con gli adolescenti. Signore, ne ho già 2, per favore. No, con gli adolescenti no. Sono complicati, vanno su e giù, io non riesco. Non vuoi la minestra? 2 tazze. Abbiamo lavorato quanti anni, Isa, con gli adolescenti? 5 anni, 4, 5 anni? Sì, adolescenti e preadolescenti, fratelli. Un giorno siamo andati in un ritiro, io e mia moglie, con 13 adolescenti. Tu sai cosa vuol dire, no? Avere 13 adolescenti sotto. Gente, ci siamo divertiti più noi che loro. Ok? Abbiamo trasmesso il Vangelo a questi ragazzi sono stati bene con noi. Sempre c'erano adolescenti a casa nostra che sul divano, ci hanno sfondato il divano, ma per noi era una gioia, fratelli. Lavorare con loro è stata una gioia. Perché? Perché il Signore ci ha detto: io credo che tu puoi lavorare con gli adolescenti. E infine, tu andrai in una chiesa veneta. I veneti no, per favore, Signore. Per favore, quello no. Ma fratelli, io oggi vi posso dire, non è per merito vostro, non è questo, ma perché è una cosa spirituale. Oggi io ho sviluppato un rapporto pastore-comunità che io in 10 anni a Mantova non ho mai sviluppato. Perché quando Dio dice le cose è perché sa perché le dice. E io mi sono sottomesso a questa chiamata. La mia fede è stata una fede pratica e coraggiosa. Fratelli, perché sono più bravo di voi? No, perché io ho imparato a conoscere il mio Dio e a cambiare le mie convinzioni. A volte noi vogliamo che le soluzioni siano prima e dopo viene il Signore dietro di noi. E il Signore dice: se io sono il tuo pastore, io voglio stare davanti, voglio il posto che mi spetta. E quindi il Signore sta davanti, fratelli, tutte le conseguenze pratiche vengono dopo. Il Signore ci chiede solo di fare dei passi di fede. Io mi ricordo quel bellissimo salmo che spesso viene letto, e io non so perché, non capisco il perché, viene letto nei funerali, il Salmo 23, che è un salmo di vita. E dice: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Se io ho una fede pratica e coraggiosa come Maria, segui il Signore, caro mio, perché tutto quello che Lui farà per te non ti mancherà niente. Ma io devo lasciare dietro di me tutti i miei dubbi, tutte le mie difficoltà, tutti i miei limiti e dire: Signore, se tu lo dici io lo faccio. Se tu lo dici io lo faccio. Io so che qualcuno qua dentro ha la chiamata al ministero. Chiamata al ministero. E forse sei in dubbio da tanto tempo e ti stai chiedendo: ma ci saranno le possibilità? Il Signore te le dà. Il Signore te le dà le capacità e le possibilità. Basta che tu rispondi sì. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina: sto spezzando una lancia a favore delle donne, perché so che se conquisto le donne, conquisto la comunità. Perché voi sapete, né, che l'uomo dice: ah, io sono il capo, e la donna dietro che ride che dice: ma io sono il collo e ti muovo dove voglio. Fratelli, perché il Signore, ma vi siete mai chiesti il perché? Il Signore ha parlato prima a Maria e dopo a Giuseppe. Secondo voi? Perché le donne si donano completamente all'opera del Signore. E tante volte mi chiedono: pastore, ma perché ci sono tante donne davanti al ministero, nei ministeri, a guidare? Certo, l'esempio di Maria è un esempio tipico. Le donne si donano completamente. Ti ricordi cosa ha detto Maria qua? Signore, io sono la tua umile serva, mi sia fatto secondo la tua parola. Lei sapeva 2 cose. Primo, che
tutto quello che lei era al servizio del Signore. La seconda cosa, lei sapeva che tutto quello che Dio diceva compiva. Ok? Noi uomini, maschietti, tante volte siamo troppo razionali. Troppo razionali. Ah, ma Signore, succederà, non succederà. Vi ricordate di Pietro? Lui era lo spavaldo di turno, no? Lui prima cominciava a camminare sulle acque, ma dopo cominciava a guardarsi in giro, ma sarà che io sto camminando sulle acque? Pluff. È vero o no? È gente così che funziona. Uomini della Chiesa, che siete qua stamattina, il Signore ha bisogno di uomini consacrati alla sua opera. Ha bisogno di uomini che lasciano da parte la razionalità e che dicono: Signore, se tu lo dici io ci credo, punto, basta. Tu vuoi essere uno di quegli uomini lì? Sì? Dove sono gli uomini? È gente. Oh, mamma mia. Vogliamo cambiare il mondo, sì o no? Ma guardate i 12 discepoli, ma gente complicata, eh? Un incredulo, uno sbruffone che era Pietro, l'incredulo era Tommaso, lo sbruffone che era Pietro, i due figli del tuono, Giacomo e Giovanni, che volevano far scendere fuoco dal cielo, proprio esaltati, no? Giovanni, se tu leggi le lettere di Giovanni dopo la sua conversione, dopo che il Signore lo ha riempito di Spirito Santo, figlioletti miei, c'era stato un cambiamento nella sua vita. Fratelli, sapete che cos'è che ha cambiato la sua vita? Una cosa solo, la sua fede. Si è accesa questo lumicino nella tua vita? Se ancora non è acceso, può rinascere stamattina, oggi. Io ti ripeto una cosa che ho detto all'inizio. I piani di Dio sono non al nostro livello, ma al suo livello. Come facciamo noi da qua a arrivare al suo livello? Attraverso una parolina di 4 lettere che è fede. Credere in quello che Dio può fare. Maria, attraverso la sua fede, ha cambiato il mondo. Ma il Dio di Maria è il Dio di oggi. Il nostro Dio, uguale, identico, non è cambiato. Sai per cosa è cambiata? La fede della sua Chiesa. Non permettere che Dio usi il piano B nella tua vita, perché Lui ha un piano first class, prima classe, per me e per te. Preghiamo? Io invito già il gruppo di lode, se può venire qua dietro, intanto che preghiamo. Alziamoci tutti in piedi. E chiediamo al Signore di poter in questo momento cambiare le nostre vite. Come abbiamo detto all'inizio, se tu uscirai da questa sala nello stesso modo in cui tu sei entrato, significa che il tuo cuore era completamente chiuso allo Spirito Santo. Forse tu sei figlio di Dio da tanto tempo e stai dicendo: Signore, io la fede così non l'ho mai vissuta, ma la fede oggi tu la puoi restaurare insieme al Signore. La tua fede può risorgere insieme al Signore. Vedrai cosa Lui può fare con me e con te. O forse tu sei arrivato in questa sala e non conosci personalmente Gesù, no? E Gesù ti sta dicendo oggi: guarda, io voglio con tutto me stesso conoscerti, Gesù, voglio avere fede in te, voglio camminare con te, perché tu sei un Dio vivente, non sei un Dio di morti, non è un Dio di libri polverosi, Dio è un Dio vivente, in spirito e verità in mezzo a noi oggi. Dio può restaurare qualsiasi sogno, Dio può risorgere qualsiasi grembo sterile, Dio può fare del tuo deserto una pianura irrigata, piena di verde, può trasformare la tua tristezza in gioia, dipende dalla tua fede.
E Lui lo può fare adesso, oggi. E io ti invito a pregare insieme a me in questo momento. Chiudi i tuoi occhi e chiedi al Signore che Lui possa fare un'opera nella tua vita. L'unica cosa di cui io mi pento è di non aver conosciuto il Signore prima, di non aver riposto la mia fede in Lui prima. Ma se tu sei qua oggi è un'occasione per poterlo fare. Signore, se in questo momento, in questa sala, ci sono dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore, che stanno dicendo: Signore, ho sentito il tuo messaggio, non sto vivendo una fede vera come ha vissuto Maria, una fede coraggiosa, una fede pratica, una fede sottomessa a te, una fede possibilistica. Sto vivendo una fede razionale. Signore, restaura la mia fede. La tua fede, caro mio, può tornare questa mattina, ma bisogna che tu glielo permetti. Forse c'è qualcuno che, Signore, ancora non ti ha conosciuto e che sta dicendo: Signore, io ho sentito parlare di te tante volte, ma non ho un'esperienza personale con te. Vorrei conoscerti tanto, vorrei camminare insieme a te. Io ti prego in questo momento, se questa persona sta facendo questa preghiera, che tu possa sigillare col tuo spirito questa decisione. E tu che sei qua stamattina, che vuoi che noi preghiamo insieme per questa tua decisione, per restaurare la tua fede oppure per instaurare la tua fede, io ti prego di alzare la tua mano, perché voglio pregare per la tua vita. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica nel nome di Gesù. Dio ti benedica là dietro. Amen. Dio ti benedica. Amen. Alleluia. Io, intanto che noi cantiamo una canzone in sottofondo, io ti invito, tu che hai alzato la tua mano, vieni qua davanti, pregheremo insieme. Insieme, non pregherò io per te, ma pregheremo insieme. Non vergognarti se tu hai alzato la tua mano.